Weekend di controlli serrati in tutta la provincia di Belluno per la verifica del rispetto dell'ordinanza regionale anti-assembramenti del DPCM, che è una stretta alla cosiddetta movida, la data di sicuro. Qualcuno però ha cercato di fare il furbo, specie sabato, quando tentando di eludere i controlli, un gruppo sostanzioso di giovani ha pensato di spostare la location per l'aperitivo dal centro del capoluogo a un'area un po' nascosta sotto il Ponte degli Alpini e mal gliene colse perché la presenza dell'allegra comitiva è stata segnalata al 113. All'arrivo delle volanti è scattato un inutile fuggi-fuggi perché tra via San Francesco verso il Ponte Nuovo e via Il Foll i ragazzi sono stati tutti bloccati e identificati, complessivamente 16 le sanzioni. Multe sono scattate anche in un autobar del centro di Belluno nei confronti sia dei titolari che di un avventore che non stava bevendo la sua consumazione da seduto come previsto dall'ordinanza regionale nell'arco temporale fra le 15 e le 18. Per un 37enne a Gordino la multa è stata doppia, fermato dai carabinieri ad Alleghe nella notte fra sabato e domenica. L'uomo è stato sanzionato perché trovato a spasso senza motivo ben oltre l'orario del coprifuoco e per di più al volante con un tasso alcolemico a 2,11. Fra venerdì e domenica il bilancio del monitoraggio dei controlli anti-Covid aggiornato nel sito della Prefettura evidenzia verifiche nei confronti di 791 persone fisiche e 294 esercizi commerciali. Le sanzioni sono state complessivamente 20.